Assegnare un'isola a qualcuno che non si è palesato con un progetto ad un prezzo di un appartamento cittadino crediamo sia veramente inaccettabile per il demanio. Esultano i soci di Poveglia per tutti. Avevamo ragione noi, dicono oggi. 513.000 euro, offerta non congrua. Lo ha comunicato il demanio a Luigi Brugnaro, che un mese fa si era aggiudicato l'asta per l'acquisizione dell'isola. L'imprenditore, che si è detto dispiaciuto soprattutto per la città, 30 giorni fa spiegava così la sua idea. Una nuova Venezia che sia aperta a tutte le persone, non esclusiva, inclusiva, cioè che includa, che uno se vuole venire possa farlo, dice guarda io avrei questa idea, vediamo se possiamo realizzarla. Non è detta l'ultima parola, spera Brugnaro, che si è riservato di esprimere più avanti il suo pensiero dopo aver letto con calma la lettera del demanio. Il suo progetto, ricorda, prevede l'uso turistico-sociale degli spazi verdi già usati dai veneziani ma aperti a quanti vorranno conoscere questo angolo di laguna, la chiesa, i monumenti, l'ottagono, gli orti. Un investimento da 513.000 euro con 20 milioni di opere da realizzare, vincolate dal bando di gara. Anche Poveglia per tutti è pronta a rilanciare, non economicamente ma con un nuovo progetto da presentare al demanio e al Ministero ai beni culturali. Una nostra proposta di gestione di Poveglia e di garanzia del suo utilizzo pubblico. Avremo bisogno di qualche tempo per redigere un piano serio, ma nel momento in cui l'avremo vorremmo poterlo presentare pubblicamente. Garanti del suo utilizzo pubblico attraverso una gestione intelligente, creativa, ricca, che crediamo di poter offrire.